Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. Vi do prima una notizia non buona e poi vi do una buona notizia, invece una bella storia. La notizia non buona è questa: purtroppo il Kodokan Institute di Judo, che sta a Tokyo, ha perso un altro membro tra i suoi direttori. È il maestro Saburo Mitsushita e purtroppo è mancato oggi. Come anche era mancato quindi il maestro Murata, si aggiunge una grande perdita per quello che è il judo mondiale. Era e è stato un bravissimo e eccellente judoka, ha fatto anche come parte proprio come membro della commissione olimpica giapponese, aveva scritto un libro, Judo Contest, è stato proprio uno dei direttori principali dell'istituto Kodokan, quindi purtroppo è una brutta notizia, è una grossa perdita anche questa. Detto questo, ci spostiamo sulla storia di questa sera. Ci concentriamo, vi ho preso una storia un po' più allegra. La voce della felicità. Dopo la morte di Bankei, un cieco che viveva accanto al tempio del maestro disse a un amico: "Da quando sono cieco non posso osservare la faccia delle persone. E allora devo giudicare il loro carattere dal suono della voce. Il più delle volte, quando sento qualcuno che si congratula con qualcun altro per la sua felicità o il suo successo, afferro anche una segreta sfumatura di invidia. Quando uno esprime il suo rammarico per la disgrazia di un altro, sento il piacere e la soddisfazione come se quello che si rammaricasse sia in realtà contento nel suo proprio mondo che ci sia ancora qualcosa da guadagnare. La voce di Bankei, però, sin dalla prima volta che l'ho sentita, è sempre stata sincera. Quando lui esprimeva la felicità, non ho mai sentito null'altro che la felicità. Quando esprimeva il dolore era l'unico sentimento che io sentissi. Questa storia è bella e ci insegna a imparare a guardare con le orecchie e delle volte a sentire con gli occhi. Perché una persona, come in questa storia, il cieco, non fa altro che amplificare gli altri sensi e ovviamente affinare quello che è un meccanismo di intuito, perché mancando un senso ovviamente deve colmare questa situazione, quindi mancando gli occhi lui si concentrava sul potere delle parole, sulla scelta delle parole, sul tono della voce, sul ritmo con cui magari cambiava una frase. Ecco, queste piccole attenzioni sono un po' le stesse attenzioni che magari mettiamo noi nella pratica dei kata. Chi fa tanto kata a livello anche agonistico sa benissimo che un centimetro per uscire dall'area di competizione rispetto all'area di cerimoniale sa benissimo che fa la differenza, come anche il kiai, l'intonalità del kiai, che è il nostro urlo di quando scateniamo il colpo verso Luché o quando Luché ci attacca. Ecco, tutta questa serie di condimenti sono delle piccole finezze che però fanno la differenza agli arbitri che ci stanno magari osservando o al pubblico che sta guardando. Come lo è nella competizione, anche in questa storia Zen lo esprime proprio bene, ne parla anche la vita. E quindi state sempre bene attenti, soprattutto a chi avete attorno, e imparate non ad essere diffidenti, perché non è questo l'insegnamento di questa storia. Vi insegna a capire cosa vi stanno dicendo in base anche a come ve lo stanno dicendo. Quindi tante volte non è il contenitore, non è il contenuto, è come viene trasmesso il messaggio. Per capirci, possono portarvi su un piatto sporco una buona bistecca. Voi direte: eh no, non mi va bene, il contenitore è sporco. Potranno portarvi un piatto perfetto e una bistecca non proprio buona o comunque non cotta nel modo corretto o non condita bene, magari troppo salata, quindi il contenuto non c'è. Quello che vi sto dicendo questa storia è che dovete prestare a come il cameriere appoggia il piatto sul vostro tavolo, perché se ve lo lanciasse il messaggio sarebbe ben diverso. È questo il senso, secondo me, con cui bisogna leggere o vivere questa storia. Il paragone che vi ho fatto è tutto mio e personale, quello del cameriere, contenitore e contenuto. Non credo lo troviate da altre parti, è proprio
mentale esercitazione, era un esempio di esercizio che avevo fatto quando insegnavo teatro, quando ho fatto il regista di teatro a Colle Umberto. Ecco, è un modo per insegnare non solo a leggere gli altri, ma anche a decidere come comportarvi voi. Qual è il modo con cui io voglio trasmetterti un messaggio, come mi voglio porre con te e soprattutto mi sto facendo capire nel modo con cui io voglio apparire a te. È molto importante questa fase, soprattutto tra i compagni di dojo. Cercate sempre di essere veramente e vivamente sereni in modo da essere felici davvero dei traguardi degli altri e cercate sempre di riuscire in qualche modo ad alleggerire il peso o i dolori di qualcun altro. Questa storia ci insegna anche questo, che un vero illuminato non ha bisogno di nascondere quello che prova e di sicuro avrà grande amore come avrà anche grande sofferenza, ma di sicuro non perde se stesso. Ecco, anche questo è un altro ambito che riguarda il maestro mancato Bankei e che mi sento di dire riguarda anche il maestro che abbiamo perso oggi e anche il maestro Murata che avevamo perso qualche settimana fa. Ecco, io ho terminato, resto abbastanza corto questa sera. Se avete qualche commento o qualche altra cosa da aggiungere, sapete che potete farlo nei commenti su YouTube o su Facebook. Un saluto, ciao.